I furbetti del reddito e pensioni di cittadinanza nel mirino degli uomini della Guardia di Finanza di Vicenza, 15 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 13 quelle per cui si è provveduto al blocco dell'erogazione e per le quali si sta provvedendo al recupero dei contributi percepiti illegalmente per un ammontare complessivo di 123.000 euro. Storie e casi di persone a dir poco insospettabili, persone che dalle verifiche e ricostruzioni anche contabili dei finanzieri sono risultati aventi redditi e proprietà. In alcuni casi la compagine familiare era differente, la compagine patrimoniale era differente, ovvero si era modificata nel tempo e non era stata data la dovuta comunicazione all'INPS. È il caso di una donna risultata essere presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa operante nel campo della logistica e già prima rappresentante legale, che da almeno inizio 2018 aveva una disponibilità di denaro contante per oltre 220.000 euro, oppure di un altro soggetto di Tiene che appena registrato si aveva prontamente rescisso il contratto di locazione dell'immobile messo nella stessa domanda. Ulteriori approfondimenti mettevano in luce che lo stesso nel 2019 aveva percepito il contributo pur essendo titolare di quote di proprietà su ben 26 immobili, 7 fabbricati e 19 terreni. C'è chi ha omesso di dichiarare un motoveicolo superiore ai 250 di cilindrata o ancora chi, dopo aver fatto la domanda, aveva aperto un bar o chi non ha dichiarato un valore patrimoniale diverso dalla prima casa di oltre 52.000 euro. Insomma, persone tutte che non versavano in stato di necessità e pertanto non potevano usufruire del reddito di cittadinanza.